La Nuorese conquista l'ottavo successo consecutivo superando col punteggio di 4-3 un Ardara caparbio e tignoso per tutti i 90 minuti. I verdi-azzurri si confermano al vertice della classifica del girone B di promozione mantenendo immutato il vantaggio di 6 punti sul Valle d'Uria. La Nuorese è scesa in campo decisa a conquistare i 3 punti e non ci mette molto a prendere le misure degli avversari. All'ottavo i verdi-azzurri sono già in vantaggio, bella percussione sulla destra di Nieddu, la palla arriva a Coco che calcia in porta ma la palla viene intercettata da Palumbo che da 2 passi spinge il pallone in rete. La Nuorese, diversamente da altre occasioni, non si ferma e cerca con insistenza il 2-0. Al nono ci prova Pita su assist di Coco, ma il colpo di testa finisce fuori. Dopo un tentativo dell'Ardara in contropiede al 14esimo, sventato in corner dalla difesa, la Nuorese ci prova al 15esimo. De Rio e Piredda dialogano sulla destra, il difensore disegna un perfetto cross dal fondo per Nieddu che di testa sfiora la traversa. I verdi-azzurri mantengono il pallino del gioco anche se l'Ardara ogni tanto si fa vedere dalle parti di corsi. Ninaldeddu al 21esimo di testa cerca il pallonetto che però finisce alto. La Nuorese ottiene il meritato 2-0 al 34esimo con Palumbo che con la doppietta di ieri ha portato a 13 il proprio bottino personale. Il numero 9 riceve palla da Nieddu, salta a Sanna in uscita e realizza. La squadra di Gianni Coccone trova al 36esimo con Nieddu il 3-0. Il giovane attaccante parte in sospetto offside, entra in area e di sinistro in sacca. Gli ospiti però non si arrendono e segnano un minuto dopo il gol del 3-1 con Marceddu che calcia verso lo specchio e grazie a una deviazione fortunata beffa Corsi. Il primo tempo si chiude con la Nuorese in avanti che spreca il 4-1 con Ruggeri che da ottima posizione sugli sviluppi di un corner si fa parare la conclusione da Sanna. A tempo scaduto c'è lavoro anche per Corsi, l'estremo verde-azzurro compie un miracolo su Ninaldeddu che dal dischetto calcia a botta sicura ma il portiere respinge con i piedi. Nella ripresa il canovaccio non cambia, la Nuorese mantiene l'iniziativa, Pita manca il 4-1 al 16esimo quando con un pallonetto salta Sanna ma si allunga il pallone e non riesce a concludere. Al 26esimo Falchi filma il poker con un micidiale contropiede. La Nuorese potrebbe dilagare ma sbaglia 3 gol fatti. Al 32esimo Pita di testa costringe Sanna alla deviazione in corner. In pochi minuti prima Muzzoni poi Sata mancano la deviazione vincente. Nel finale l'Ardara rende meno pesante il passivo. Al 42esimo Ninaldeddu approfitta di una dormita della difesa e realizza il 4-2. A tempo scaduto su punizione Friscia assegna il gol del definitivo 4-3.